Eccoci qui, siamo in diretta con ore 13, oggi è lunedì e vi ricordo subito il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. Allora, in questo lunedì andiamo a parlare chiaramente di quelle che sono le sensazioni dopo le elezioni regionali che ci sono state in Emilia-Romagna e anche in Calabria e che cosa queste elezioni hanno rappresentato e da dove deve partire il governo. Ma voglio anche ricordare che oggi è il giorno della memoria, sono passati 75 anni dall'orrore di Auschwitz e questa è una cosa che dobbiamo tutti quanti ricordare. Ho il piacere di avere in studio con noi Alessandro Bisato, segretario del Partito Democratico del Veneto. Buongiorno bello, rilassato. Mamma mia. Grazie, grazie. Rilassato, insomma. Vabbè, però insomma. Però... Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Federica Pietrogrande della Lega Nord di Padova, benvenuta. Grazie, grazie per ecco, vedi anche con la camicia rossa la omaggia. Bene. Dire che... Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Enrico Pavanetto, Fratelli d'Italia, Padova. Che rimane orgogliosamente invece col maglioncino nero. Però si aspetta. Buongiorno a tutti. Allora, queste elezioni sono state elezioni pesantissime perché, ma tutte le tornate elettorali sono ormai pesantissime. Ha vinto Bonaccini, il quale ha subito detto poi la Lega deve anche chiedere scusa, Salvini deve chiedere scusa di questo atteggiamento pesante che ha avuto e una cosa da notare, vabbè, c'è stato il distacco, la cosa che ha sorpreso almeno me personalmente alle mezzanotte 09 subito una conferenza di Salvini, forse già sapeva, aveva già capito secondo me qualcosa, ma soprattutto quindi questo distacco, la grandissima affluenza, il doppio rispetto alla tornata precedente, quindi non si sa se sono state le sardine, non si sa se è stato Bonaccini, non si sa se è stato Salvini, un mix, tanta gente è andata a votare e ha votato, ha messo questa regione, l'ha fatta diventare rossa, adesso siete mi sembra 12 regioni a centrodestra e 6 regioni a centrosinistra, 16 scusate, e sono autonome, sono 2. Allora, Bisato, adesso c'è da lavorare, si riparte da di qui. Sì, decisamente sì. Era un voto amministrativo, noi l'avevamo sempre messo in campo come un voto amministrativo, poi a un certo punto invece gli si è voluta dare una valenza tutta politica, chiaramente Salvini su questo ha investito moltissimo e il combinato disposto, come ha detto lei poc'anzi, un candidato presidente all'altezza del compito, di 5 anni, con un trascorso di 5 anni in termini di risultati da mettere a beneficio dell'opinione pubblica, qualche uscita secondo me maldestra a questo punto, per come è stata letta dall'opinione pubblica da parte di Salvini, che ha personificato su se stesso un voto che in realtà riguardava la scelta di un candidato presidente della regione Emilia-Romagna, ha portato questo risultato. Io in generale non sono mai uno che enfatizza o in una maniera o nell'altra. Certo c'è un dato di fatto: se si fossero perse entrambe le regioni, per quanto si dicesse da giorni, le conseguenze per il governo e quindi anche per il Parlamento sarebbero state secondo me significative. Ma non sono già, scusi Bisato, significative adesso, perché voi avete un dirimpettaio che è il Movimento 5 Stelle che non dico che sia la canna del gas, però allora, adesso non dico un rimpasto di governo, ma c'è da pensare un attimo a cosa fare da qui alla fine, no? Sì, però sarebbe stato altrettanto significativo il fatto che perdendo entrambe le regioni si sarebbe messo assolutamente in discussione il governo tout court e a quel punto probabilmente si sarebbe andati a rinnovo anche del Parlamento. Siamo di fronte a uno schema che prevede che almeno per un anno di questo non se ne parli più, questo mi pare abbastanza scontato. Che sia il caso di fare una verifica interna al governo probabilmente ci sta. Io non penso che il Partito Democratico abbia l'intenzione di rompere, ma invece di mettere al centro delle politiche che possano rendere effettivo un cambio di approccio che c'è stato negli ultimi mesi, che ha significato non avere l'aumento dell'IVA, ma probabilmente anche gli altri dicevano che sarebbero arrivati lì, e che invece vede in campo anche altre 2 o 3 iniziative. La più significativa è quella di mettere in busta paga qualche soldino ai ceti medio-bassi, che si vedrà nei prossimi mesi, e che quindi ci impegna a lavorare profondamente e dal giorno dopo. Se mi è consentito una chiosa finale sul dato nostro regionale, di tutta evidenza che questa settimana, al massimo la prossima, deve portarci anche a chiudere lo schema in Veneto per quanto riguarda il centro-sinistra. E io auspico, lo dico qua così
Bene. Auspico che si tragga la conclusione che non possiamo assolutamente dividerci. Questo è quello che emerge con più forza Quindi dal quando il risultato Partito emiliano. Democratico si divide ci lascia un po' le penne. L'abbiamo visto nelle varie città, l'abbiamo visto nella città di Padova, cosa è successo? Allora, Federica Pietrogrande, come dicevo, siamo tutti rimasti un po' stupiti di questa conferenza convocata subito dopo la mezzanotte, probabilmente appunto Salvini aveva un po' il sentore che qualcosa era capitato. Allora Bonaccini e anche altri esponenti del Partito Democratico, in particolar modo Zingaretti, ha detto questa è il frutto della cattiva politica di Salvini, del cattivo esempio che ha dato nel suonare questi campanelli nel nostro territorio, come si è permesso. Che c'è qualche errore che ha fatto appunto Salvini, la candidata non era quella ideale perché già non era andata bene a Bologna e riproporla poi alla regione è stato un rischio, un azzardo. Ma allora, premesso che naturalmente la delusione c'è perché ci abbiamo creduto e ci abbiamo sperato fino alla fine e quindi era un risultato che pensavamo si sarebbe potuto ottenere. Ma fatta questa premessa, francamente parlare di fallimento credo che sia assolutamente uno sproposito, nel senso che la Lega ha raddoppiato i suoi voti in una terra come l'Emilia che notoriamente da 70 anni è di sinistra, ma di sinistra convinta, radicata, costruita con una serie di poteri ormai diffusi. Poi non posso nascondere che senz'altro il governatore uscente aveva come dire, lavorato bene Tra l'altro c'era anche un posto al governo, no? Quando c'era la tassa sulla plastica, ma siete il territorio l'aveva l'aveva apprezzato, era il secondo governatore più gradito dopo Zaia. C'era Totti anche, mi pare, sì. quella volta. Quindi dico, non era una battaglia semplice. Quindi certamente onore al merito, non ho nessuna intenzione di negare un risultato che ovviamente è oggettivo, però al contempo credo che la Lega debba essere e Salvini debba essere molto fiero del risultato che abbiamo ottenuto, non solo e non soltanto perché Salvini si è speso in prima persona e questo naturalmente ha portato un risultato non indifferente, ma anche perché comunque, che se ne dica, la Borgonzoni ha fatto davvero un lavoro a mio avviso importantissimo e eccezionale, nel senso che comunque ha ottenuto milioni di consensi. Certo, anche perché andavano al voto tra l'altro tra le due regioni 5 milioni di italiani, non pochissimi. Mi è piaciuta molto una parola che ha utilizzato la Borgonzoni, cioè la contendibilità. Abbiamo reso contendibile questa regione, che è una cosa interessante. Io devo prendere la telefonata, ma stanno bene anche Fratelli d'Italia che dal 2% sono passati all'8% e Forza Italia è passata dall'8 al 2%. Vi siete scambiati dei voti che non si sa. Adesso prendo la telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Volevo parlare con la diretta, per favore. È in diretta, signora. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io non mi vedo comunque che sto telefonando a ore 13. Guardi signora, la sto salutando, siamo noi, la saluto. Noi non possiamo vederla, ma lei può vedere noi. Parli pure. Niente, volevo solamente dire che non sono d'accordo sul fatto adesso dell'esposizione della diciamo rappresentante della Lega sul fatto che la Lega abbia confermato comunque i suoi voti, perché diciamo, questo sondaggio, che tra l'altro è amministrativo, per quanto riguarda invece la Lega era anche un segnale politico, mi pare che sia stato chiaro se la mettiamo da un punto di vista politico. Io comunque non volevo soffermarmi solamente sulla Lega, perché volevo parlare anche del PD. Il PD deve impegnarsi di più nel fatto, cioè da un punto di vista regionale, per quanto riguardano soprattutto le categorie più deboli, quelle sociali. Perché se guardiamo nella sanità, per esempio, possiamo dire che ultimamente, proprio con il governo Zaia, diciamo che la sanità si sta indirizzando più da un punto di vista del tutto privatistico. È vero che gli accessi ai pronti soccorsi sinceramente sono ancora pubblici, ma tutto quello che riguarda il dopo è francamente a indirizzo diciamo privato o
o perlomeno comunque... Cioè io vedo questa spinta verso la sanità privata un po' come succede in Lombardia. Da un punto di vista, voglio dire, anche sociale, perché poi se si guarda la sanità non è solo un intervento diciamo solo ed esclusivamente da un punto di vista interventistico, ma poi ci sono anche tutto quello che è il concattenamento. Allora signora, guardi, io la ringrazio per la sua porti pazienza, la ringrazio per la sua telefonata, penso che sia uno spunto di riflessione per Bisato, anzi è piacevole anche ricevere queste telefonate, lei sempre si aspetta che vengano subito. Poi... Allora, adesso cominciamo con Pavanetto. Sì, volevo solo, scusami. Faccio dare la risposta dopo. Sì. Volevo solo dire che sono dei dati, non è che me li sono inventati. No, beh, è chiaro che ha raddoppiato. Non era neanche un sondaggio. Quindi è il primo partito, insomma, ha raddoppiato in quel contesto. Nelle urne, per sì, cui, sì. Di cui bisogna avere rispetto. Poi, no, ma quello a me è piaciuto il fatto che abbia detto. Allora, Pavanetto, le volevo chiedere una cosa, voi state andando bene? Stiamo andando bene, però permettimi un paio di considerazioni iniziali. Intanto il salutare positivamente il fatto che siano andate tante persone a votare, perché un esercizio di democrazia laddove partecipano tante persone è comunque assolutamente positivo. La seconda considerazione è, sì è vero, si è perso, la coalizione del centrodestra ha perso, però sinceramente non capisco come, se non voglio dire i militanti della stessa Emilia Romagna, dei partiti della sinistra, come si possa essere soddisfatti da elettori di sinistra o da dirigenti di sinistra del risultato elettorale. Giustamente Federica lo ricordava prima, la Lega ha pari consenso tanto quanto il Partito Democratico in Emilia Romagna, quindi il Partito Democratico non è più il primo partito così come lo si intendeva fino a qualche tempo fa. Fratelli d'Italia, quelli che sono disegnati come l'estrema destra, soprattutto la certa sinistra, sono passati dall'1, all'8,6%. Per cui, ultima considerazione, permettetemela, per cui non vedo da cosa possa nascere la vostra felicitazione. Mi sono impaperato. No, vabbè, dai, felicitazione. È quella che avete il vostro partito di riferimento al governo della nazione, che tra l'altro è anche il principale, protagonista, del governo nazionale, che praticamente è stato completamente azzerato dagli elettori. Quindi io con questa disanima penso che effettivamente ci sia grande speranza, non soltanto per l'Emilia già dalla prossima tornata, per la quale finalmente... Ma sicuramente sì, tra 5 anni, ma vuol dire che qualcosa sta cambiando. Tanto vediamo cosa succede, perché Pavanetto... di governare anche l'Emilia Romagna, evidentemente... qualcosa anche lì sta cambiando. Allora, io non hai pubblicità, poi riprendiamo da Pavanetto. 049 49 06 054, allora avete visto anche queste elezioni, adesso ci prepariamo ad altre elezioni perché abbiamo anche la Puglia, poi dopo ci arriva il Veneto, tante regioni, stanno sempre votando, per forza di te ne sono anche scolati, che due scatole si direbbe. 049 49 06 054, cosa pensate adesso, cosa deve fare il governo, cosa devono fare i partiti, perché l'Italia veramente è parecchio anche divisa. Torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, ma noi abbiamo continuato il nostro dibattito, soprattutto abbiamo detto che questi sondaggi ci hanno un po' deluso perché non ci hanno azzeccato nulla. La prossima volta consulteremo il mago Telma o chiederemo delle divinazioni su, non lo so, conviene sempre aspettare l'esito del voto. No, esatto, c'è il proverbio che dice il cavallo buono lo vedi alla fine della corsa, quindi puoi puntare la scommessa che vuoi, poi alla fine la realtà. È vero, tanti italiani sono andati a votare, però Pavanetto, c'è forse anche il fatto, c'è stato il fatto importante il movimento di queste sardine, che probabilmente ha sostituito il Movimento 5 Stelle. Ma sicuramente da una parte c'è stato lo svuotamento del Movimento 5 Stelle, di cui evidentemente l'elettorato in quota parte con il voto disgiunto, in quota parte indirizzandosi direttamente sul PD, ha deciso di premiare il candidato del centro-sinistra. Perché magari ha lavorato anche bene, perché ho sentito le opinioni. In quota parte avrà un
un presidente di regione in Emilia-Romagna, una regione che comunque sappiamo dal punto di vista amministrativo funzionare, sicuramente tra i più amati presidenti di regione, sicuramente infatti ha avuto la capacità, ne parlavamo prima proprio, di riuscire a raccogliere anche in più rispetto a quelli che erano la sommatoria dei voti dei partiti che lo sostenevano, cosa che invece dalla parte nostra non siamo stati in grado evidentemente di fare, o che la nostra candidata non è stata in grado di fare. Forse perché si è concentrato su se stesso, hanno avuto due grandi cortesie, cortesie dal punto di vista politico, voglio dire. Le dimissioni di Di Maio, che ha annunciato la sconfitta dei 5 Stelle praticamente invitando i suoi a votare Bergonzoni e non il loro candidato di bandiera. Prima cosa. Seconda cosa, Bonaccini, scusami. E seconda cosa, la nascita appunto di questo movimento, tra virgolette spontaneo, che di spontaneistico assolutamente non ha nulla, delle sardine, che ha in qualche modo rimobilitato una base di centrosinistra che forse non era così entusiasta delle politiche invece del partito, inteso proprio come segreteria, come struttura, che il PD in qualche modo rappresentava, anche perché ricordiamoci che il PD nell'ultimo periodo ha subito anche una scissione, per quanto una o due scissioni addirittura, per quanto piccole, quindi aveva bisogno di inventarsi qualcosa di nuovo, di diverso, in questo caso le sardine, che così come ciclicamente negli anni è stato fatto attraverso i girotondi, attraverso tutte quante le varie sigle che abbiamo visto, hanno in qualche modo riscaldato le piazze del centro-sinistra, portandoli poi anche a questo tipo di risultato. Dandosi all'Ittica le cose tornano a quadrare. È molto significativo il fatto che veramente le dichiarazioni della nostra candidata presidente sono state in questo senso secondo me molto intelligenti, cioè ad oggi comunque anche l'Emilia Romagna può essere messa in discussione, e già lo vedremo anche con le tornate amministrative anche dei prossimi comuni dove saremo anche tanto a vedere. Il dato interessante, c'è stata un'analisi dell'Istituto Cattaneo, no? Che sono tutti questi istituti che fanno 50.000 sondaggi, ha detto la poca affluenza di 5 anni fa in quella regione ad esempio è perché il centro-sinistra, la sinistra aveva perso aderenza con la propria regione, col proprio popolo, perché in fondo il lavoro di Salvini è stato quello di scendere, andare in piazza, di conoscere, contattare, vedere gente, muoversi, esserci fisicamente. Pare invece che la sinistra si sia chiusa in questa torre d'avorio, no? È così, è andata così. Non so se sia solo quello, sta di fatto che qua io continuo a dire un po' anche nelle nostre riunioni che bisogna mettere insieme tante cose, ossia saper stare sui social, cosa che noi qualche volta non riusciamo a fare e che qualcun altro invece investe in maniera significativa. Però non basta quello, serve anche il contatto umano. Qua emerge che Bonaccini aveva lavorato bene, dà un di più, ma ha bisogno anche del Partito Democratico che prende il 32%. Io metterei la firma domani mattina per ottenere un risultato del genere in Veneto, cioè quindi non svilirei il voto al partito anche, cioè qui emergono sociologicamente, bisognerebbe reinterpretarlo, io magari non ne sono in grado questa mattina, però bisogna entrare in questo dato. È talmente fluida la politica che in 3 anni passiamo dal tripolarismo di nuovo al bipolarismo, perché questo è il primo dato essenziale, cioè qua si torna a parlare. Per quello già volete cambiare la legge elettorale a vostro favore, dopo, se vogliamo, a nostro favore è tutto da vedere. Io sarei per non tornare al proporzionale, tanto per dirla tutta. Bene. Perché qui emerge un dato con forza. Quando c'è bisogno di stare tutti assieme, anche noi che abbiamo il grande retaggio di dividerci anche sulle virgole, cosa che io come dire, non concepisco mai. Vi piace mettervi in discussione? Ma troppo in discussione significa regalare il tutto agli altri, e quando tu non riesci mai a entrare nella stanza dei bottoni non riuscirai, nemmeno volendo, a reinterpretare la società. E quindi, siccome io ho un compito di riorganizzare lo schema qua in Veneto, quello che emerge dal voto emiliano è che assolutamente i distinguo, i piccoli cabotaggi per pesarsi non portano da nessuna parte. Lo dico per primo alla mia parte, quindi con l'obiettivo anche di fare un passo di lato. Però
anche Ma gli ha detto a simboleggiando... Zingaretti, perché ha detto che cambia col partito, cambia nome, cambia tutto, cambia cioè gli avete detto, perché prima di andare al voto ha detto adesso sapete cosa c'è, che cambio il simbolo, cambio una Cambio, l'importante cioè, è... allora i fiori li abbiamo finiti, gli alberi li abbiamo finiti, falce e martello l'abbiamo tolta. Beh, quella... Possiamo partire con gli animali. Sarebbe cioè. dura che mi attribuissi quel... No, glielo sono chiedo ripartiti dagli animali, in questo caso era dei pesci, l'ha detto Zingaretti, che ha detto sono che deve partiti dagli cambiare animali. tante cose, deve fare le pulizie di primavera, insomma. Io Voleva adesso dire- prendere la telefonata. penso che volesse interpretare che quel movimento che io ritengo spontaneo delle sardine e che è un pezzo di società che non abitualmente frequenta le sedi di partito, ma che vede anche nel partito la rappresentanza finale, abbia riportato un po' di sana vitalità dentro un centro-sinistra che era esangue. Lei c'ha il numero di Zingaretti, Sì, dopo ce l'ho, lo sì. chiama, ci fa capire che pulizie di Va primavera vuole fare. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Franco da Padova. Buongiorno, Saluto lei e i Franco. suoi ospiti. Allora, io vorrei dire una cosa. Primo, non credo che devono proprio cantare tanta vittoria. Per quale in queste elezioni? Per quale motivo? Perché Zingaretti a breve dovrà rispondere adesso del problema delle tasse che avevano messo, che lo Stato aveva imposto sulla plastica e che lui ha detto che non le voleva, però non è stata cancellata. Attenzione, è sempre lì la tassa, Quindi adesso che le cose si stanno calmando vedrete che tornerà fuori la tassa e tutte le altre cose che hanno congelato in attesa delle elezioni. Quindi penso che ci sarà un bel vedere fra poco, quando cominceranno anche chi li ha votati, che cominceranno a caricare di nuovo le tasse su tutto il comparto plastica, trasformazione, eccetera, eccetera, e tutto quello che ci va dietro. Quindi attenzione, perché sono sempre vittorie, ma poi si pagano fatti in un certo modo, perché si nascondono i problemi sotto la sabbia, sotto il tappeto e poi tornano fuori però e quindi a breve vedrete cosa succederà. Grazie, buongiorno. Grazie, allora tradotto, posso tradurlo così, vittoria di Pirro. Ognuno ha il suo proprio Vabbè, amore. allora grazie perché adesso poi Io c'è la so che da luglio discrasia. aumenta gli stipendi. Ma adesso c'è una discrasia importante però tra chi governa e cosa è uscito dalle urne. 049 Allora Conte è stato intervistato e ha detto questa è una democrazia parlamentare, che vi piaccia o no, cara Federica Pietrogrande, noi si va avanti col governo, quisquiglie adagiarsi sui risultati delle regioni, noi dobbiamo lavorare. Allora, senz'altro la circostanza che il voto emiliano fosse riservato alla regione credo che fosse un dato di fatto incontrovertibile, anche se prima Bisato diceva il contrario, però io penso che comunque quando anche avessimo vinto in Emilia le careghe sono una cosa così interessante che difficilmente si rinuncia. Quello che però io immaginavo... qualcuno c'è una potente colla? Certo, sto dicendo che sicuramente far cadere un governo significa mandare tutti a casa e tutti quelli che sono eletti ci pensano non una ma 10 volte. Però io ho sempre sostenuto e continuo a pensarla nello stesso modo che il voto emiliano comunque abbia delle ripercussioni sul governo a prescindere dal fatto che i parlamentari si sarebbero dimessi, ma sui movimenti successivi alla debacle dei 5 Stelle. Allora, i 5 Stelle è da tanto che sono in crisi, è da tanto che dimostrano, hanno perso in Emilia e sono tornati quasi ad azzerarsi nella, nella regione in cui erano partiti sì, e questo è sintomatico a mio avviso. Significa che i 5 Stelle è un partito destinato all'estinzione e tutti i movimenti dei senatori e deputati 5 Stelle che si stanno avvicinando o all'una o all'altra coalizione in qualche modo avranno delle conseguenze sul governo. Il governo non cade perché si dimettono tutti i parlamentari, il governo cade perché i numeri non ci sono più. Però non c'erano, mi scusi la provocazione, anche per voi un po' di tempo fa, anche voi siete partiti da un 3% e siete risaliti. Sì. Hanno detto la stessa cosa anche di voi, no? C'è stato un momento di tensione quando Salvini ha preso in mano il partito che eravate andati tanto giù. Sì, però la Lega ha una storia ventennale, cioè è un partito che è sempre rimasto in essere, ha sempre vissuto a prescindere dagli alti e bassi che abbiamo subito, siamo l'unico che è rimasto. E i 5 Stelle in realtà dimostrano la loro fragilità, nel senso che perso quello che era
il condottiero, quando c'era Grillo, quando c'era Casaleggio, quando c'erano gli incitatori delle folle, eccetera, è stato messo in mano a Di Maio, che secondo me non aveva le capacità per poterlo guidare, ed è stato un tracollo. L'altro problema dei 5 Stelle è che nascono come partito di rottura, che non avrebbe, promettendo di non fare accordi con nessun tipo di coalizione né di destra né di sinistra, e in un solo anno sono riusciti a fare l'uno e l'altro. Allora, far emergere così una contraddizione, che significa che di fatto è un partito che non ha un'idea vera, perché nessuna delle due gli va bene, parte rifiutando alleanze e poi le fa sia con l'uno sia con l'altro, dimostra che gli elettori evidentemente non possono avere fiducia o credibilità. Allora a quel punto, secondo me, un elettore di sinistra dice, invece che dar fiducia a questi che tanto non ci portano da nessuna parte, ritorno a votare alla sinistra, che quantomeno in Emilia potrebbe ritenere che ha portato dei risultati. Certo. Questo però non significa che sia una conseguenza nazionale, perché l'unico e vero dato di fatto è che i 5 Stelle stanno perdendo consensi ovunque, non solo in Emilia. Perdendo questi consensi perdono di credibilità, e io non credo che, ripeto, gli eletti dei 5 Stelle aspetteranno tanto prima che la barca affondi. Per il famoso salto della quaglia. Allora io devo andare in pubblicità, torniamo con Pavanetto, 049 4906 054. Cosa pensate anche voi da casa? Vi aspettiamo con le telefonate. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, 049 4906 054. Ora voi che siete a casa cosa pensate? Avete voglia di andare a votare? Pensate che questo governo debba fare un rimpasto importante? Il Movimento 5 Stelle, chiameremo Rai 3, chiameremo Chi l'ha visto, perché sta per sparire. E in tutto questo qualcosa succede che Fratelli d'Italia, come abbiamo visto, morde. Vi è una discrasia comunque importantissima rispetto a quello che è il più grande partito che in questo momento sta governando l'Italia, cioè i 5 Stelle, con quello che poi effettivamente è uscito dalle urne. Allora ce lo dicevamo anche, voglio dire, durante la pausa pubblicitaria. Il 90% dei parlamentari dei 5 Stelle sono ragazzotti che si sono ritrovati quasi per fortuna, a poter stava per dire per grazia ricevuta, qualche volta per una decina di consensi messi nel loro meccanismo delle primarie, sui loro portali, sulle loro cose, ma gente che non aveva aderenza con il territorio, gente che non si era mai sporcato le mani in senso positivo facendo quella politica. È una colpa di tutti, perché non vogliamo, nessuno di noi spinge per far introdurre le preferenze, che sarebbero l'unico strumento che rende il legame col territorio. Io sono d'accordissimo, quello riguarda tutti. Io sulle preferenze pongo questo interrogativo. Non è che a quel punto rendi inaccessibile la candidatura a persone che non hanno una disponibilità economica altrettanto adeguata? Cioè, se tu lavori di preferenze, e le regionali lo dimostrano, ci devi mettere tanti soldi. Allora chi lo può per il Parlamento diventerebbe esponenziale, il che significa che chi i soldi ce li ha bene e chi invece magari ha capacità ma non ha disponibilità. Bisogna avere attenti, perché bisogna trovare il giusto equilibrio. Diciamo pure che i parlamentari comunque attuali dei 5 Stelle si sono trovati catapultati in Parlamento, il 99% senza aver avuto un minimo di esperienza amministrativa, di scuola di partito, ma si sono ritrovati lì magari proprio per una decina o in qualche occasione ancora meno di qualche decina di preferenza nei meccanismi delle loro primarie. Ecco, tutte quante queste persone molto spesso che non avevano lavoro, ma questo non per denigrarle, ma che non avevano l'aderenza alla propria città, alla propria realtà, al costrutto del loro territorio. Un movimento con degli ideali, con questi 5 punti programmatici. Ma siamo convinti che queste persone che di punto in bianco annusano veramente che cos'è il potere del governare una nazione, e anche in maniera molto molto venale quei 12-13 mila euro che i politici portano a casa ogni mese, domani mattina vogliono effettivamente tornare nel nome di Grillo e di Casaleggio a casa perché non sono perché le urne hanno detto qualcosa di diverso? Assolutamente no, e stiamo cominciando a vedere in questi giorni come
comincino degli ammiccamenti di molti di questi parlamentari, sia nello schieramento del centrodestra sia nello schieramento del centrosinistra, perché possano riaccasarsi e quindi magari trovare una candidatura per le prossime elezioni. In quel senso è possibile che possa succedere qualcosa anche al governo nazionale. Senta, allora, ne abbiamo parlato anche durante la pubblicità, la Calabria chiaramente ha vinto la candidata del centrodestra, però abbiamo visto dei festeggiamenti un po' alla vecchia maniera. Ma erano anche vecchie persone, per cui insomma ci sta, i vecchi fanno i vecchi, lasciamo i vecchi fare i vecchi. Senta, eccola qua, la Iole Santelli, insomma, Berlusconi sempre con le sue battute un po' pesanti, trenini di vittoria sul palco, pareva un capodanno, ed era, vabbè, ci stava col capodanno cinese, poi, però... Ma no, poi per carità, io posso capire che ognuno possa anche festeggiare alla sua maniera, se rimane, voglio dire, nei limiti dell'educazione e del bon ton. In qualche caso sappiamo insomma che Berlusconi insomma sì, ha la capacità di esagerare e anche di sforare questo ragazzo che ha capacità di però stiamo parlando, però così come stiamo parlando ormai del vecchio della politica attuale, cioè dei 5 Stelle che sono ormai veramente cariatidi della politica attuale, se non per il fatto di essere miracolati in questo momento al governo. Stiamo parlando, voglio dire, anche di una Forza Italia che è completamente finita e al di là, voglio dire, della Calabria, dove vi è stata la soddisfazione per una candidatura espressa proprio da Forza Italia, ma anche in Emilia Romagna mi sembra insomma che Forza Italia sia definitivamente a un declino. Senta, in Calabria c'è stata anche l'alternanza. Cioè, sì, vabbè, c'è stata la Regione Rossa, la Regione governata valorizziamo che comunque è una regione che il centro-sinistra ha perso. Vabbè, perso, vinto, io le volevo sottolineare questo perché è la cosa importante, si parlava del Movimento 5 Stelle, allora Pavanetto 2 giorni fa, cioè prima appunto delle elezioni in Emilia Romagna, Fioramonti ha detto ma se il governo cade siamo pronti a sostenerne un altro, cioè quindi si riconferma quello che ha detto a Piero Grande, sono incollati. Ma scusate, ma in un anno hanno governato con il neonazista di Salvini, ok? E con i pericolosissimi comunisti, quelli di Bibbano, ci ricordiamo, no? In un anno sono stati in grado di fare tutto e il contrario di tutto pur di mantenere il loro ruolo a governo della nazione. Cosa c'è di più? Non occorreva che ce lo dicesse il ministro, che sono disponibili a qualsiasi cosa. L'hanno dimostrato con i fatti. È quando la politica effettivamente fa quello che dice. Ecco, pronti a tutti, anche a un terzo governo con chi non si sapeva. Come coerenza i 5 Stelle allora, questo esecutivo, dice Conte, va avanti perché abbiamo tutte le carte in regola per andare avanti, perché lo dice la Costituzione, perché lo dicono comunque gli italiani, noi siamo riflesso dell'espressione del voto. Anche perché volendo non si potrebbe andare a votare subito, visto che c'è di mezzo un referendum per la riduzione del numero dei parlamentari. Anche quello tutto da vedere. Allora, 049 49 06 04, cosa pensate voi a caso di queste elezioni, di questi governi? Siete stanchi, vorreste un anno zero proprio sulle elezioni, cioè un anno zero si vota tutti insieme. Prendo la telefonata, io lo vorrei un anno zero, personalmente, ma anche lavorativamente parlando. Un anno zero, si vota ogni 5 anni. Gli mancherebbe anche il brio però della discussione, no? Quindi... Sì, certo, però insomma andare a votare ogni 18 settembre... Ti toccherebbe cambiare lavoro. Cambiare lavoro, ci sarebbe più pane per i nostri denti. Pronto, buongiorno. Buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia. Niente, io vorrei andare a votare. Perché non mi sento... Alle politiche intende, Nadia? Sì. Sì, alle politiche, perché non mi sento governata da questi 2 partiti che sono al governo. Perché il PD non è stato votato per andare al governo. No. Il 5 Stelle è là per grazia di Dio e adesso hanno perso dappertutto. E allora io non mi sento governata, sono delusa, veramente, perché da quando io ho 70 anni, quando ho compiuto 21 anni sono andata a votare perché allora c'era il... sì, maggiore età. E
praticamente sarò andata a votare 50 volte, anche di più. Anche più, sì. Sì. Perché delle volte si andava a votare su un anno, si andava a votare 2 volte. Perché c'è anche la provincia, c'è la provincia e il No, referendum. ma intendeva il Ma Parlamento. comunque, Vabbè. non so se in che altri stati si vada a votare ogni anno, ogni Grecia, 6 mesi. Spagna. Dovrebbero mettere una votazione e durare il governo, vediamo cosa fa. Se non fa niente, non andiamo a casa. Si è un po' contraddetta però, signora. Allora, signora Nadia, io la ringrazio. Io vorrei quei governi tipo il Belgio, che è rimasto senza governo per un sacco di tempo, il PIL è cresciuto. Abbiamo avuto esempi di nazioni senza timoniere, perché governare deriva dal latino, che vuol dire appunto saper governare una nave, eppure la nave è andata avanti e ha prodotto molto. Signora Nadia, le faccio dare una risposta: 049 49 06 054 dopo la pubblicità. C'è anche chi vuole andare a votare. A dopo. Ecco, siamo in diretta, ecco, va bene, stiamo parlando, ecco, prendo la telefonata, pronto, buongiorno. Dottoressa, buongiorno a lei e ai Buongiorno. ospiti. No, io dico solo una cosa, no, di questa politica, no? Allora, quando c'era la prima Repubblica, no, la Repubblica dei Craxi, De Mita, di Andreotti, no, tutti gli italiani, era una politica che ci faceva pagare, però qualcosa tutti hanno fatto. Con l'avvento della seconda, terza Repubblica, no, che tutti ci dovevano mettere bene, no, stiamo pagando di più, ma stanno ignorando i veri problemi del paese, secondo me, tutti, Io parlo da un operaio che ha ormai in procinto di andare in pensione, però ricordo ai nostri politici, che siano di destra o di sinistra, che stanno ignorando veramente i problemi del nostro paese. Questi stanno solo pensando alla propria poltrona. E i veri problemi che ha il paese, i problemi concreti del paese, no? Il lavoro, a parte che io sono stato subito contrario alla quota 100 e il reddito di cittadinanza, perché uno che ha buona volontà il lavoro secondo me lo trova, qualsiasi lavoro sia, perché io ho fatto per 43 anni, ho fatto il verniciatore di mobili, lo sto facendo tuttora, sto andando in pensione e l'azienda dove lavoro io non troverà altri che mi sostituiscono perché non lo voglio fare. Sono stati fatti, secondo me, nella seconda, terza, quarta Repubblica, non so quante ce ne siano, perché non capiamo più niente, sono stati ignorati i veri problemi degli italiani, secondo me. Quindi lei dice il lavoro, la pensione, il welfare, quindi il sistema sociale, Esatto, il sistema esatto, sanitario, che è un po' quello che diceva anche la signora all'inizio della telefonata. Allora, intanto la ringrazio, mi fa piacere ricevere telefonate di gente che fa parte del tessuto produttivo della nostra regione e dell'Italia. Questo signore che fa l'operaio verniciatore, pensate, da 43 anni, ma ve lo pensate? Dice, però non ero d'accordo né con la quota 100, nonostante penso faccia un lavoro anche per la propria salute non così salutare, salubre, ecco, e sono contrario al reddito di cittadinanza, dicendo, guarda, quando vado in pensione io, la mia ditta non so se troverà qualcuno che mi sostituisca, perché anche c'è tanta gente che non voglia fare niente, allora con la mano così dal pulpito pronti a prendere dei soldi, sono capaci tutti. Analisi interessante. Ha riferito cose sagge e gli va dato atto che pur magari avendo l'interesse di anticipare di un anno, cosa che fa quota 100, a scapito però delle generazioni future, si mette in gioco e fa un ragionamento. Poi la politica è vero, rischia di diventare un teatrino tra le parti. Perché non diventi questo, altrettanto va detto che i cittadini dovrebbero avere la capacità di capire se le proposte messe in campo sono fuori sistema, da andare sulla Luna, cosa che è impossibile, o se invece razionalmente affrontano i temi del giorno per giorno. Io penso che da questo punto di vista la mia parte, con molte difficoltà, con molti errori, mettendo quasi sempre in campo una divisione che fa male soprattutto a noi, sia obiettivamente responsabile, certe volte forse troppo, perché la politica deve anche darti passione. Soggettivamente, non obiettivamente. Soggettivamente, si è scollata dalla realtà. Si è scollata dalla realtà, però sta telefonata è sintomatica, perché se la realtà è dire che siccome prendo voti, io ti prefiguro che a te che mancano 2 anni, ti dico che
guarda, facciamola breve, ti mando in pensione. E per 300.000 persone, 300.000 persone in Italia, che sono diventate anche molto meno, noi abbiamo impiegato 5 miliardi. Ti ricordo però che stai governando. Non fatemi arrabbiare gli ultimi 5 minuti. Al di là di ma ha dirlo in ragione. trasmissione. E proprio perché ha ragione, ti ricordo che sei al governo di questa nazione con il tuo partito, e quindi se queste sono cose scorrette, ingiuste, sbagliate, ti invito, il tempo lo avete dato che non cadrà il governo domani mattina, a correggerle, quindi eliminare il reddito di cittadinanza, mettere la mano a quota 100 e fare quello che dici secondo te essere soggettivamente di buon senso. Varrebbe la stessa proposizione nel dire guardi, noi non siamo a governo, non ci siamo stati neanche prima. Siete arrivati a 100. Ci siete stati anche voi. Noi siamo stati... Come dire, allora gli 80 euro in busta paga, da tutti presi a riferimento come la mancia elettorale, non ha avuto il coraggio di togliergli nessuno, perché quando poi è un dato mi risulta, ma a me non risulta. Come no? Ci sono stati 2 governi completamente spuri, ok? Che non hanno uno fatto da Lega 5 Stelle, uno da 5 Stelle PD. Dato che tu mi racconti essere il partito della responsabilità e oggettivamente, non soggettivamente per te, ma addirittura oggettivamente, essere colui il quale ha la certezza di parlare dei problemi seri del paese e averne le soluzioni, dato che state governando, mettete mano a queste cose. Allora io faccio parlare la Federica. Quando governerà Giorgia Meloni, allora il ragionamento finale per tutti e tre era meno propaganda, più concretezza, ma siccome la concretezza non rende, a propaganda rende. Ma sei tu a governo, la concretezza la puoi dimostrare tu, io non allora la concretezza la dimostrerai, intanto cominciamo anche dalla regione, no? Chi è a governo? Ecco, posso fare una considerazione allora, sta quota 100, che non piace a questo signore, questo operaio. Io rispetto il telespettatore, ha sicuramente le sue ragioni, però onestamente quota 100 ha mandato in pensione tante persone che non ce la facevano più. Ha liberato posti di lavoro e all'inizio dell'anno ci sono state moltissime nuove assunzioni, ha portato sicuramente dei benefici, di più si può fare, certo, si può sempre fare di più. Il reddito di cittadinanza non l'ho mai amato, l'ho digerito soltanto perché eravamo al governo con i 5 Stelle e con loro avevamo un contratto di governo che includeva questo tipo di misura, noi l'abbiamo rispettata, l'abbiamo fatto, in cambio non abbiamo avuto le cose che avevamo promesso, però di necessità virtù, e gli elettori dei 5 Stelle mi pare che abbiano compreso che non erano persone affidabili. Ma volevo fare un ragionamento invece a priori su tutto. Il telespettatore diceva una cosa interessante: la Prima Repubblica faceva qualcosa. Però ci lasciava qualcosa. Mentre voi avete cambiato. Ricordate le monetine tirate? No, però secondo me quello che caratterizza il nostro tempo, comunque gli ultimi 10-15 anni di governo, sono dei governi che non riescono ad avere un tempo necessario per governare. Allora, da quando tu metti in campo delle misure a quando vedi il risultato, a meno che non è uno spot come gli 80 euro, che puoi metterli e dai immediatamente il risultato. Lasciami dire, Alessandro. Sono 100 adesso. Viceversa, se tu vuoi costruire una politica più razionale e lungimirante, devi avere il tempo per metterla in campo, realizzarla e poi vedi gli effetti. Invece siamo in una politica fast food, bisogna ottenere il risultato oggi per ieri per poter avere il consenso dell'elettore. A partire dal leader che rappresenta la sua forza politica, che esemplifica questo ragionamento. Scusa, io sto facendo una critica di carattere oggettivo e strutturale sulla quale tu in teoria dovresti essere d'accordo, perché politiche di carattere di lungimiranza, cioè vedere che cosa realizzando oggi otterremo fra 20 anni, questa è una cosa che secondo me è una cosa che italiana dovrebbe fare. La famosa programmazione, l'ultima è stata fatta mi sembra nel 1976. Vi ricordo che la Gran Bretagna sta facendo una programmazione per evitare l'innalzamento del Tamigi e sta realizzando e completando i lavori per le paratie del 2100. Vi racconto questo, cosa fanno i paesi seri. Sì, però questa programmazione politica non guarda, lo so, però la gente fa programmazione perché tutti si riempiono la bocca di famiglia, figli, generazione, e poi dopo ci sono un sacco di problemi. Diciamo che Giorgia Meloni è un ariete, va sempre avanti con le sue idee, le sue battaglie, devo dire tra tutti, forse è questo che ha premiato la coerenza della Meloni. A differenza di tutti gli altri interlocutori, è stata l'unica che ha mantenuto estrema coerenza. Si può condividere o non condividere le posizioni di Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia,
ma non la si può dire non incoerente. Ecco. Quello che si è sempre detto si è anche fatto, lo abbiamo dimostrato con lo scorso governo, lo stiamo dimostrando con questo, e questo, cioè chi vota Fratelli d'Italia se non ha la certezza di sapere che cosa vota, può condividere o meno, ma sa chi è Giorgia Meloni e sa che cos'è la destra politica in mano. e sa che cos'è la destra politica. Però mi piace perché quelli di centrodestra se ne dicono di tutti i colori, dopo però fanno pace. Quelli di centrosinistra mantengono i correntoni, l'odio, il rancore, allora se danno le botte fanno pace, ma i correntoni, un po' insidiosi, no? Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io volevo fare una domanda. Allora, siamo andati a votare in 2 regioni rosse. Il PD ne ha perso una. Come mai festeggiano? Come mai il PD festeggia? Che ne ha perso una? No, erano ubriachi anche prima, non è che... voglio sapere una risposta, grazie. Ma che avete da festeggiare adesso? Chi è che ha detto che stiamo festeggiando? Stiamo dicendo che rispetto a quello che era lo scenario che tutti si prefiguravano, probabilmente anche la telespettatrice che si augurava che entrambe le regioni passassero di segno, in Emilia-Romagna un grande governatore uscente continua a fare il suo lavoro. Questo è il dato di fatto. Poi siamo contenti? Siamo contenti anche, sa perché? Perché c'era una deriva che personalmente mi preoccupava, proprio anche nei confronti del rapporto con l'opinione pubblica, e quindi se questo serve a riappacificare i termini, a far fare 2 passi indietro a qualcuno che invece di andare a suonare i campanelli le sardine comincia a fare politica, a me sta bene. Con i cartelli a morte Salvini, quelle piazze lì invece sono quelli guarda, che... si può dire tutto, ma posso fare una domanda? Ma perché il vostro problema è sempre Salvini? Cioè il problema della sinistra non è quanto siamo bravi o quello che possiamo fare, ma perché ma dobbiamo fermare Salvini, cioè questa è l'unica come prima dice dobbiamo fermare Berlusconi, ma è esattamente il motivo per cui il governo negli ultimi 3, 4, 5 mesi lo sta facendo. In termini assoluti di voti non c'è elezione. Io non la butto in cacciara, so che quando hanno fatto la preparazione delle liste elettorali il capitano, come lo chiamano loro, ha detto di andare a tirare fuori un caso da Bibbiano e uno di un terremotato che non fosse ancora rientrato in casa. Mi pare che sia più di buttarla in cacciara così, di come la fate voi, non ci siamo guarda, presenti. onestamente io non credo che tu fossi in Emilia per tutti questi 2 mesi di campagna elettorale, però non puoi nascondere il fatto che si è parlato di temi dopo, che Salvini con il suo modo di fare, che può essere o meno una cosa apprezzabile, cioè uno può o meno essergli simpatico. Adesso francamente io ci sono dei personaggi di sinistra per i quali ho un'antipatia endemica, però non è che dico che loro non possono parlare. Presenti esclusi? Escludiamoli. Per oggi intanto ancora. Non è che dico devono stare chiusi in casa, non devono parlare, cioè l'arroganza e la prepotenza per cui se uno non mi piace deve stare zitta, è una caratteristica della sinistra. Lo snobismo vi lascio parlare, vi lasciate dire tutto quello che volete. Che è interessato giustamente al Veneto, se ne faccia la ragione, che la zona del Ferrarese, che è quella più vicina al Veneto, ha votato per il centrodestra e non per Vabbè, chiederemo l'anestesia. Io devo chiedere ai colleghi della regia, devo chiudere, me l'hanno detto. Allora, la pasta? Sì, perché sapete che aveva anche gli studi, no? Che intanto voi dovete sapere che oltretutto ci arriva sempre il profumo perché c'è una bellissima cucina e pareva che oggi ci fosse il risotto allo zafferano. È confermato. È il caso di socializzarlo. Ecco. Io ringrazio davvero molto tutti coloro che hanno chiamato, sono comunque spunti e riflessioni queste telefonate, lo dico per tutti noi che siamo qua. Sì. Pensate anche a questo signore, questo verniciatore che da 43 anni vernicia i mobili in un settore che comunque ha avuto anche tanta crisi e nonostante questo non si troverà un sostituto adeguato perché devo dire siamo un po' schizzinosi, forse stiamo ancora poco affamati su certe situazioni. C'è anche da dire che i lavori devono essere pagati il giusto. È giusto, ma questo signore mi sembra che non si sia lamentato dello stipendio, si lamenta soltanto delle tasse. Si lamentava delle tasse, poveretto. Allora ringrazio davvero molto Alessandro Bisato, segretario del Partito Democratico del Veneto, che ci racconterà poi in futuro
Che tipo di pulizia di primavera vuole fare Zingaretti? Buongiorno a tutti voi. Che aspetto qua. Vi avvisate, Chiamatemi, vengo. Fatto fuori No, disastro. Vabbè, come? su quello guardi, io metto in Io ringrazio davvero a disposizione Federica il mio ruolo. Pietro Grande della Grazie Lega a voi. Nord per essere stato con noi ed Enrico Pavanetto di Fratelli d'Italia che Buona giornata. ci racconterà poi se la Meloni continua come... Ma la Speriamo. Meloni lo sta dimostrando elezione per elezione. Va bene, giorno che per giorno. conquista. Però Trenini non li voglio più vedere, dai basta. Trenini non li con Gaspari, al 30 guarda, di Gaspari Calabria, non- dai. Più che i trenini, la battutaccia che ha fatto Gaspari non mi sembra che Ecco, sia neanche Berlusconi che sia di Fratelli d'Italia. noi torniamo domani con tante belle trasmissioni, tante belle novità, ci rilassiamo un po', ma il più rilassato di tutti oggi è Conte che secondo me stamattina si è rilassato. Torniamo domani.